Nella piccola cittadina di Dardilli, tra le dolci colline della diocesi di Lione, nacque un bambino destinato a grandi cose. La sua famiglia, dedita al lavoro dei campi, coltivava non solo la terra, ma anche un profondo amore per Dio e per il prossimo. Questo bambino, Giovanni, fin da piccolissimo mostrava una pietà straordinaria e una devozione speciale alla Vergine Maria. Si racconta che, quando divenne sacerdote e confessore, avrebbe detto: «Non conoscevo il male, lo conobbi più tardi dalle labbra dei penitenti». Crescendo, Giovanni dovette trasferirsi a Eculli per vivere con sua zia. Anche qui la provvidenza lo guidava. In questa casa, sotto la guida del buon Don Ballei, Giovanni ricevette la sua prima comunione. Dopo 6 anni sentì nel cuore un desiderio ardente: diventare sacerdote. Tuttavia, i lavori nei campi ritardavano il suo sogno, ma Giovanni non si scoraggiò e sotto l'occhio attento di Don Ballei iniziò a studiare la grammatica latina e a recitare il rosario. Un giorno il giovane Giovanni fu chiamato alle armi. Furono 14 mesi lunghi e difficili, ma quasi miracolosamente fu rimandato a casa. Don Ballei lo aiutò ad entrare in seminario. Giovanni trovò gli studi estremamente difficili, ma non si arrese. Pregava con fervore la Vergine Maria e, grazie alla sua pietà, fu finalmente ammesso agli ordini sacri. Diventato sacerdote, Giovanni fu inviato come vicario a Eculli e poi come parroco ad Ars. Trovò la parrocchia in uno stato di abbandono e degrado morale, ma con il suo zelo, la sua penitenza eroica, la sua profonda umiltà e la sua ardente carità, Giovanni trasformò quel luogo. In poco tempo la Chiesa si riempì di fedeli che si accostavano ai sacramenti e abbandonavano i vizi per abbracciare le virtù. I parrocchiani, in qualsiasi momento andassero in chiesa, trovavano Giovanni lì, spesso nel confessionale, il suo posto preferito. La fama del santo curato si diffuse rapidamente. Persone importanti, scrittori e vescovi venivano da lui per ricevere i suoi saggi consigli. La sua devozione alla Vergine Maria, al Rosario e all'Eucaristia erano le fonti della sua forza spirituale. Il demonio lo mise alla prova molte volte, ma ogni prova non fece altro che rendere il suo spirito più forte. Dopo anni di instancabili fatiche, digiuni e penitenze, Giovanni terminò i suoi giorni in pace, con il bacio del Signore. Ma il suo apostolato non finì con la sua morte. Dal cielo continua a guidare e ispirare con l'esempio della sua vita e delle sue virtù. La sua storia è un esempio luminoso di come l'amore, la dedizione e la fede possano trasformare il mondo intorno a noi. Giovanni, con il suo cuore puro e il suo spirito indomito, rimane per sempre un faro di speranza e di fede per tutti coloro che cercano la via della santità. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.